materia di politiche di inclusione sociale lavorativa, l'Agenzia Sarda per le politiche attive per il lavoro garantisce la propria partecipazione e collaborazione nella realizzazione delle attività inerenti ai programmi nazionali e regionali di sostegno all'inclusione attiva e del reddito di inclusione sociale. Ciò che caratterizza tali programmi è che si tratta di misure di promozione sociale e non di semplici interventi di assistenza, in quanto il nucleo beneficiario, per poter ottenere il beneficio economico, deve aderire ad un progetto di attivazione personalizzato. La sfida alla quale l'ASPAL e tutti i servizi per il cittadino organizzati in rete tra di loro è chiamata è quella di operare e agire affinché la via per l'inclusione sociale superi le vecchie logiche delle politiche passive caratterizzate dall'assistenzialismo e dal solo sostegno al reddito e si contraddistingua sempre più per interventi che favoriscano la responsabilizzazione, l'autonomia e l'attivazione. Dal punto di vista operativo il processo è il seguente. Un componente del nucleo familiare in possesso dei requisiti di residenza economici e familiari così come disciplinati dai dispositivi di legge presenta la domanda presso il proprio comune. Gli operatori sociali realizzano una prima analisi del bisogno e se valutano la necessità di un supporto anche dei servizi per il lavoro, contattano gli operatori del centro per l'impiego esperti in materia di inclusione sociale e lavorativa. Li convocano per poter approfondire lo studio del caso in equipe multidisciplinare, necessario poi questo passaggio per la successiva definizione del progetto personalizzato. Sulla base di quanto definito e concordato in equipe, gli operatori del centro per l'impiego programmano un colloquio presso il proprio sportello per la presa in carico e la successiva stipula del patto di servizio ai sensi del decreto legislativo 150 del 2015. In questa maniera, operatore del centro per l'impiego e beneficiario co-costruiscono il piano di azione individuale per la ricerca attiva per il lavoro e delineano quello che è il percorso e le azioni più idonee per la sua realizzazione. La mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad uno dei colloqui concordati o alle attività programmate deve essere immediatamente segnalata agli operatori sociali di riferimento e determina la decadenza del beneficio. Nel patto che viene stretto con il beneficiario, la richiesta del rispetto della regola, pur centrale e fondamentale, assume però non solo il significato dell'obbligo, ma si delinea essenzialmente come valorizzazione della sua responsabilità. Ciao, sono Giovanni, ho 36 anni e sono titolare di Pets House, un negozio per animali. All'inizio io sono stato dipendente, quindi ho fatto 1 anno e mezzo seguito dal vecchio titolare, poi il vecchio titolare ha deciso di vendere l'attività, e quindi ho intrapreso la carriera di imprenditore. Decido di fare il titolare, di fare una mia crescita. È colpa mia o è merito mio se vanno o non vanno bene le cose. Dopo aver avviato l'attività si è presentata l'occasione del microcredito che ha fatto sì che alcune mie idee si potessero realizzare, aumentare la metratura degli scaffali oppure semplicemente avere una dipendente che mi aiutasse nel momento in cui l'azienda, l'attività andasse bene. Per il microcredito bisogna assolutamente leggere bene il bando, quando ci sono dei dubbi bisogna soffermarsi un attimo, capire bene se ci sono dei problemi, chiamare i centri assistenza preposti che sono gentili, cordiali e mi hanno sostenuto e mi hanno aiutato a compilare il modulo di richiesta. Per fortuna, tra l'altro, a fianco al mio negozio c'era un'altra persona che ha chiesto sempre il microcredito e quindi ho fatto riferimento anche a quello che era la sua richiesta per capire bene su alcune domande che cosa dovevo scrivere. È uno strumento valido, tasso zero, restituibile a rate. Infatti molte volte quando magari sento amici che vogliono aprire qualcosa consiglio sempre di fare riferimento al microcredito, alla SFIRS perché è uno strumento molto valido.
Sono tornato dalla Germania per il fatto che comunque la vita al di fuori della Sardegna è abbastanza frenetica. In Germania lavoravo dalle 8-9 del mattino fino alle 2 di notte con una pausa pranzo di mezz'ora dove salivi su, pranzavi, facevi quello che volevi e poi dopo mezz'ora scendevi di nuovo a lavorare. Per cui ho deciso di dare la mia vita a uno stile più rilassato, più sano secondo me, e quindi ho scelto di stare in Sardegna. Sto rinunciando a parte della mia vita, ma poi io devo far crescere la Sardegna, non devo far crescere la Germania. Anche in questo caso il negozio è orientato sia come alimenti sia come accessori ad avere una maggior parte, ovviamente non è possibile avere tutto, prodotti italiani e quando è possibile anche sardi. Chi vuole aprire un'attività non solo del mio settore ma in linea generale deve resistere a lavorare sodo e a avere un contatto col cliente, quindi ogni esperienza ti forma in qualcosa. Bisogna cercare di carpire da ogni esperienza i lati positivi. Siate curiosi e appassionati. Saluta Pedro. Ciao e buon lavoro. No, non lo dice. Preparare la propria ricerca del lavoro. Che cosa si intende? Che cosa c'è da preparare? Si tratta di seguire una tabella di marcia, come quando vogliamo dimagrire oppure migliorare la nostra forma fisica e dobbiamo metterci a dieta oppure seguire un allenamento. Dobbiamo seguire degli step precisi, altrimenti addio il risultato. E la stessa cosa è per il mondo del lavoro. Bene, quali sono i passaggi da fare per cercare bene lavoro? In questo post-it voglio dedicarmi alle prime 2 fondamentali fasi da compiere per cercare lavoro in modo intelligente. E la prima di queste fasi, il primo fondamentale passaggio è capire quali sono le tue risorse personali, ossia chiederti e saper rispondere alla domanda che cosa so fare, che cosa mi interessa e che cosa è davvero importante per me. Questo è un passaggio fondamentale per trovare lavoro, te lo voglio ripetere, fondamentale, perché se non sai tu quanto vali e quali sono le tue particolari caratteristiche che ti contraddistinguono, non potrà mai scoprirlo nessun altro. Fare questa analisi da soli potrebbe non essere facilissimo e per questo motivo esistono delle persone, si chiamano orientatori professionali, che di lavoro proprio hanno lo scopo di supportare chi voglia scoprire quali carte vincenti può giocarsi nel mondo del lavoro. Una volta che hai capito su quali punti di forza puoi contare, è arrivato il momento di passare alla fase 2, che è la fase nella quale raccoglierai informazioni sul mondo del lavoro. In questa fase si tratta di informarti con tutti i mezzi che hai a disposizione. Non preoccuparti perché nella maggior parte dei casi sono gratuiti. Possono essere siti web, pagine sui social, anche cartelloni che vedi in giro per la città. Il tuo scopo è raccogliere il maggior numero di informazioni possibili. E ricorda, solo avendo in mano queste preziosissime informazioni su ciò che davvero sai fare e vuoi fare e sul settore che ti interessa, potrai andare alla ricerca del lavoro più adatto a te. Se vuoi avere maggiori informazioni su questo argomento, rivolgiti ai servizi del centro per l'impiego più vicino a dove abiti cercando l'indirizzo qui.